Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa sociale Confini. L'intervista al professor Luca Grion, docente di filosofia morale. Il comune di Casarsa insignito del titolo di Comune delle Cooperative. La cooperativa TPS Assistenza. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Confini Impresa Sociale è una cooperativa sociale di tipo B, quindi una cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo per persone provenienti dall'aerosvantaggio ai sensi della norma 381 nazionale e ai sensi della legge 20 regionale. È una cooperativa che nasce nel 1999, nasce nel contesto dell'ex parco dell'ospedale psichiatrico triestino di San Giovanni e nasce da un progetto europeo, quindi nasce con un investimento pubblico della comunità europea per far nascere un'impresa sociale sul territorio. Il progetto all'epoca è stato curato dall'ente di formazione ENAIP in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e per questo motivo appunto c'era la volontà di creare occupazione in maniera preponderante per soggetti provenienti dall'aerosvantaggio psichico. La cooperativa nasce quindi nel 99, si propone con lo sviluppo di attività diverse da quelle che erano le solite tipiche attività della cooperazione sociale, quindi non si è mai occupata e non si occupa di giardinaggio, facchinaggio, pulizie, eccetera, ma l'obiettivo era quello di creare una cooperativa che si occupasse di altri tipi di lavorazione, altri tipi di servizi. All'epoca con Confini si occupava della gestione di un laboratorio e di un'attività di serigrafia, quindi un'attività artigianale, si occupava di elaborazione grafica e creazione di elaborati grafici, insomma tutta quella parte di comunicazione, e si è occupata di servizi amministrativi in ambito sanitario, insomma dei servizi amministrativi, come all'epoca ricordo c'era il servizio di trascrizione da nastro magnetico delle sedute del Consiglio Comunale, per esempio, piuttosto che dei congressi. Chiaramente l'evoluzione poi delle cose hanno portato la cooperativa oggi a essere un'altra cosa, nel senso che la parte artigianale purtroppo è stata sviluppata ma non ha avuto grande successo proprio per il fatto di essere artigianale, quindi la concorrenza del mercato ha portato a una inevitabile quasi chiusura di questo tipo di attività. Quello che è rimasto è stata la parte tutta legata alla gestione dei servizi amministrativi. Dal 2001 la cooperativa ha iniziato con un progetto di gestione di un numero verde per l'azienda sanitaria triestina ospedaliera Burlo all'epoca, ed era il servizio unificato di informazione fatto sia con numero verde sia attraverso sportello fisico. Da questo primo progetto poi sono nati gli altri servizi. In particolare dal 2004 la cooperativa Confini ha cominciato a sviluppare l'attività di servizio di prenotazioni CUP, ovvero proprio la parte di gestione dell'accesso alla prestazione sanitaria. Si è poi declinata nei vari anni con la gestione degli accessi ai centri prelievi per la provincia, fino al 2011 poi per la gestione del CUP call center regionale. Ed è questa l'attività attuale principale, il nostro core business è diventato questo.
una città dal forte DNA cooperativo. Casarsa della Delizia è il nuovo comune delle cooperative, riconoscimento unico in Italia che è stato consegnato sabato 13 aprile da Confcooperative Pordenone ai rappresentanti della cittadina della Descra Tagliamento. 9 sono le cooperative attive sul territorio comunale: Viticoltori Friulani La Delizia, Coop Casarsa, Il Piccolo Principe, Il Colore del Grano, Forno Cooperativo San Giovannese, Group Service Assistance, La Tua Casetta Magica, Il Grappolo e Stage Clan. All'amministrazione comunale è stato consegnato il logo simbolo del riconoscimento realizzato in mosaico dalla scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e finanziato da Friul Ovest Banca e BCC Pordenonese. Una partecipazione importante e di successo quella delle cantine cooperative regionali al Vinitali di Verona, la cui edizione 2019 si è da poco conclusa. Le cantine cooperative del Friuli Venezia Giulia tornano dal Vinitali con un importante riscontro in termini di rapporti commerciali e visibilità del marchio. Un indubbio riconoscimento alla crescita della cooperazione vitivinicola regionale. È il commento di Venanzio Francescutti, presidente di Fedagripesca Friuli Venezia Giulia. Questa edizione ha visto inoltre la prima partecipazione della cantina di Ramuscello, che quest'anno festeggia i suoi 60 anni di attività, essendo stata fondata nel 1959. Confini quindi in partner con altri soggetti quali Televita, che ringraziamo, collabora da oramai in maniera stabile all'attività di tipo amministrativo in ambiente sanitario. Il partner Televita è fondamentale in quanto da tempo assume proporzioni di leadership in merito a prevenzione in ambito sanitario e non, confini di supporto ad essa e anche in prima linea impegnata con le aziende sanitarie, i servizi sanitari regionali come appunto il call center e le attività di sportello, quindi front office e back office legato a questa tipologia di attività, porta i propri core business. Il fatturato attualmente oscilla intorno al 1,5 milioni. Le persone per noi svolgono la funzione primaria, la maggior parte di questo fatturato è proprio la persona. Quindi l'inserimento lavorativo come obiettivo principale e come mission della cooperativa, ma anche il supporto appunto all'attività di aziende sanitarie, quindi servizi primari per il cittadino portati a compimento con anche persone provenienti dall'area dello svantaggio. Quindi noi adesso oscilliamo, anche qui abbiamo poco turnover in realtà sul personale, ma abbiamo impiegati 50 persone, una cinquantina di persone provenienti dallo svantaggio e non. Noi lavoriamo in stretto contatto con il collocamento mirato e con i vari dipartimenti di salute mentale in ambito regionale. Gli obiettivi sono quelli sicuramente del mantenimento di tale attività con i nostri partner, appunto Televita come abbiamo prima enunciato, fondamentale anche per un eventuale ampliamento dei nostri orizzonti anche a livello extra-regionale, no? Quindi attualmente partecipiamo a gare d'appalto che prevedono l'inclusione sociale anche come punto di forza, no? Nelle attività appunto di supporto a quelle che sono appunto sempre attività di carattere sanitario e amministrativo di supporto al carattere sanitario. L'obiettivo quindi è questo, di cercare quanto più possibile di dare occupazione in generale, occupazione all'area dello svantaggio è proprio la mission di questa cooperativa. Equità è il concetto che guida o che dovrebbe guidare il mondo cooperativo in generale, perché sotto due profili a mio avviso. Da una parte l'apertura a servizi che in qualche modo sono di welfare, sono di mutualità e tornano in maniera equanime alla nostra cittadinanza e al bene collettivo. D'altra parte equità perché la cooperativa è tipicamente caratterizzata dalla democrazia interna e quindi dal fatto che davvero sotto alcuni profili tutti i soci sono uguali. Trovo che questo sia uno degli aspetti più affascinanti del vivere in cooperativa e dell'essere cooperatrici, perché hai proprio la sensazione di occuparti del bene collettivo, cioè siamo privati ma ci occupiamo di qualcosa che passa per le nostre mani, che noi dobbiamo fare fruttare ma che resterà. Non è indifferente il ragionamento, il pensiero che si può fare intorno al concetto di no profit,
tema che secondo me troppo poco le cooperative utilizzano anche per mostrarsi al mondo nella loro essenza, nella loro interiorità. No profit significa non distribuire gli utili, significa non possedere nulla di ciò che si crea, significa avere attenzione al patrimonio che non è divisibile e che resterà alle generazioni future. Salve a tutti, l'uomo impegnato in economia, l'imprenditore, il mondo economico che fa profitto si può declinare in tanti modi. Oggi facciamo questa riflessione direttamente col professor Luca Grion, che insegna filosofia morale all'Università di Udine. Ecco proprio per noi le sue riflessioni. Professor Grion, la massimizzazione del profitto è la vocazione principale dell'imprenditore, ovvero qual è l'immagine dell'uomo che bisogna tenere presente nell'attività economica, perché ciò influenza l'attività economica? Diciamo che la massimizzazione del profitto è ben rappresentativa di un certo modo di concepire l'imprenditore, quello che troviamo nei film dedicati a Wall Street ad esempio, ma non è l'unica immagine dell'imprenditore e forse non è neanche quella più autentica. L'imprenditore è un uomo che mette il proprio coraggio al servizio di un'idea per produrre ricchezza, questo sì, ma la ricchezza si può produrre in tanti modi e con molte finalità. Chiaramente l'imprenditore deve creare profitto, altrimenti non sarebbe un imprenditore, ma nel farlo si può preoccupare anche di molto altro, cioè del come lo realizza e del perché lo realizza. E quindi dentro quella realizzazione di ricchezza c'è spazio anche per tanti altri valori e quindi per la solidarietà, per l'impegno, per l'ambiente. Ecco, io direi che un imprenditore che è capace di guardare solo alla massimizzazione del profitto è quello che alcuni chiamano un idiota sociale, cioè qualcuno che mette tanta intelligenza ma è miope e non vede tutto il bene che attraverso la produzione di ricchezza potrebbe generare. Dunque leggo tra le righe che la parola profitto non ha una declinazione sola ma più declinazioni. Sì, a meno che noi non pensiamo al profitto solo in termini di massimizzazione del capitale. E allora se quella parola la usiamo per indicare quel tipo di finalità, possiamo dire che ci sono poi altre finalità che sono però altrettanto profittevoli. La cura dell'ambiente, cioè il generare ricchezza nel rispetto dell'ambiente, è profittevole per la società. Creare dei posti di lavoro che rispettino la dignità della persona, altrettanto. Quindi la sfida dell'imprenditore consapevole, dell'imprenditore che non è egoista e miope, ovvero interessato solo ad una cosa, ma uomo fino in fondo e quindi interessato a esprimere tutto il suo potenziale, è un imprenditore che cerca di equilibrare tutte queste finalità, generare ricchezza, altrimenti non sarebbe un imprenditore, e di farlo in modo da non incidere negativamente sull'ambiente e di riconoscere la dignità delle persone, perché i suoi dipendenti, i suoi collaboratori sono prima di tutto persone. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Professor Grion, parlando anche di impresa e di impresa cooperativa, dove una, dei valori, delle regole di riferimento è la mutualità, in questo caso, declinandola col profitto, la mutualità va d'accordo? Può andare d'accordo e la storia della cooperazione ci racconta molte storie di successo ed è interessante che la cooperazione nasce proprio da un'idea integrale di uomo. Non c'è solo l'homo economicus autointeressato, ma c'è la persona che riconosce il valore delle relazioni ed ecco allora che la mutualità, la solidarietà, la democrazia, una testa, un voto, sono tutte forme che riconoscono questa pluralità di dimensioni dell'umano anche
nel mercato e soprattutto all'interno della logica di mercato. Perché, ripeto, noi parliamo sempre di imprenditori la cui finalità è quella di generare ricchezza affinché questa possa migliorare le vite di tutti, ma nella consapevolezza che chi persegue questo risultato non è un soggetto autointeressato, un razionale egoista, ma è una persona che sa che la propria felicità nasce dalla capacità di essere generativi, cioè di fare qualcosa di buono per altri. Oggi va molto di moda parlare di generatività, ma generativo è colui che si preoccupa di generare bene nelle persone che vivono con lui, di custodire, di promuovere relazioni buone, e questo il mercato lo può fare, noi lo sappiamo perché l'Italia è stata la culla dell'economia civile. I francescani hanno inventato la logica, la semantica, la sintattica della finanza. L'hanno fatto in modo molto pragmatico, volevano risolvere un problema, il fatto che l'usura generava miseria e la miseria portava in dote tutta una serie di peccati. Bene, loro hanno fatto vedere che si può rispondere ad un bisogno, si può promuovere ricchezza, ma in dialogo coi valori. E questa è la sfida che oggi abbiamo di fronte. TPS Assistenza è una cooperativa sociale, è nata nel 2001 da un gruppo di 3 infermieri che volevano promuovere la libera professione infermieristica. Nel tempo poi ci siamo evoluti, siamo cresciuti, ci siamo ingranditi, siamo arrivati a fine dell'altro anno, il 31/12, con 55 lavoratori, di cui il 70% donna e il 30% uomo. L'80% dei nostri servizi sono servizi infermieristici che eroghiamo quotidianamente sulla provincia di Trieste e di Gorizia. Non abbiamo un cliente in realtà prevalente, abbiamo secondo me una buona distribuzione sia di privato che di pubblico. Infatti ASU ITS in questo momento copre il 30-35% del nostro fatturato. Poi abbiamo Salus anche più o meno sul 30%, gli altri sono clienti privati come ad esempio Varzila, per la quale gestiamo l'infermeria aziendale, Acegas. Per quanto riguarda l'ASU ITS in questo momento i budget di salute, il carcere e la casa di riposo del comune di Muggia insieme a un'altra cooperativa. Salus invece tutti i punti prelievo di Trieste e della provincia di Gorizia. TPS Assistenza eroga l'80% di servizi infermieristici. I servizi infermieristici sul territorio sono dei più disparati, dalle infermerie aziendali di Varzila, Cegas, come dicevo prima, a tutti i budget di salute dell'azienda sanitaria a domicilio per assistere minori e adulti con complessità assistenziali molto elevate. Siamo certificati secondo la norma ISO 9001-2008 proprio per l'erogazione dei servizi infermieristici che ci contraddistingue dalle altre cooperative.
TPS Assistenza gestisce una serie di servizi infermieristici con caratteristiche e complessità anche molto diverse. Le complessità e le caratteristiche sono particolarmente differenti. Si passa dalla gestione infermieristica domiciliare con il minore disabile, che magari viene anche accompagnato a scuola dall'infermiere per rimanere con lui a scuola durante l'orario di lezione, fino ad arrivare all'infermeria aziendale, dove si fa sorveglianza sanitaria con i medici competenti, piuttosto che la casa circondariale di Trieste o le strutture residenziali per anziani. Questo ci consente di avere un gruppo di infermieri molto versatile, in quanto su scelta anche individuale l'infermiere può scegliere di lavorare solo in un servizio piuttosto che essere impiegato su servizi anche molto diversi. L'altro vantaggio che noi vediamo è che quando un infermiere ha fatto un tot anni di servizio in un certo contesto, magari ha voglia di cambiare, e la cooperativa può offrire degli spazi diversi in cui ci sono anche attività diverse, dove si deve magari anche riformare e costruire competenze nuove. Questo è un buon valore per la cooperativa. La nostra compagine sociale si compone da un gruppo di circa 45 infermieri con un'età media relativamente giovane. Al 31 dicembre eravamo attorno ai 34 anni di età media, con una prevalenza di donne. Quello che la nostra cooperativa ha fatto negli ultimi 3 o 4 anni, ed è stato un impegno importante per noi, è stato quello di iniziare a lavorare, vista la crescita dei servizi, con i giovani colleghi neolaureati. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo assorbito circa il 10% dei neolaureati dell'Università di Trieste, quindi facendo un grosso investimento anche in termini di formazione e di inserimento lavorativo dei colleghi, che rispondono bene, fatto salvo che poi abbiamo il tema della fuga, perché si spostano verso l'ente pubblico nel momento in cui si aprono i concorsi pubblici piuttosto che gli avvisi, e quindi abbiamo un turnover con i giovani piuttosto elevato, mentre quelli più vecchi ormai sono consolidati e stanno bene con la cooperativa e non hanno intenzione di andarsene. Una nota che ci piace sottolineare è l'aspetto che dal 2014 abbiamo una convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per poter far fare il tirocinio agli studenti di infermieristica presso i nostri servizi, e questo è un lavoro che facciamo anche molto volentieri. In questo momento storico ci stiamo aprendo a prospettive nuove rivolte prevalentemente a quelle che sono le strutture residenziali per anziani, all'interno della riclassificazione che la nostra regione ha fatto. Da questo momento in poi ci dovrà essere la figura dell'infermiere in tutte le strutture, quindi noi stiamo preparando dei progetti da rivolgere agli imprenditori che gestiscono le strutture per offrire i nostri servizi infermieristici in quel contesto che conosciamo bene, avendo gestito alcune strutture e gestendo un servizio infermieristico abbastanza importante presso la casa di riposo del comune di Muggia.